Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Fermate 2 donne a Catania, sarebbero state loro a lanciare benzina e poi a dare fuoco ad una ragazza di 26 anni, dietro l'aggressione e la lite per un fidanzatino conteso. Estate infinita in Sicilia con le spiagge ancora affollate. Per il sindacato dei balneari posticipare la chiusura delle strutture a costi troppo alti. Il degrado dietro l'aeroporto di Catania, un tratto di strada di notte non illuminato e una discarica a cielo aperto. Gli aquiloni colorano il cielo dello stretto di Messina. Appassionati di tutta Italia si sono dati appuntamento per la 6ª edizione del festival. Oltre 8.000 alla Villa Bellini di Catania per il concerto tributo a Franco Battiato. A interpretare i suoi indimenticabili successi artisti come Arisa, Gualazzi, Colapesce Di Martino e Chiara. Calcio, Catania in campo questa sera alle 20.45 contro la capolista Monopoli al Massimino. Toscano ha chiesto una sterzata ai suoi giocatori. Nel pomeriggio il Trapani all'assalto della Turris. Ci sono 2 fermi per la rissa tra famiglie avvenuta a Catania e culminata con il ferimento di una 26enne a cui è stato dato fuoco per strada. 2 donne sono accusate di tentato omicidio. Ci dice tutto Emanuela Corsi. Sono 2 le donne ritenute responsabili dell'aggressione della 26enne ustionata in via Capuana al culmine di una rissa tra 2 famiglie. È l'esito delle indagini condotte dalla squadra mobile del capoluogo etneo che ha fermato le 2 catanesi con l'accusa di tentato omicidio. Non sono state delle indagini facili, come non sono mai delle indagini facili in determinati contesti, ma grazie alle altissime qualità professionali dei nostri investigatori siamo riusciti ad arrivare a capo a questa vicenda. Queste vicende così tristi sono il risultato di una educazione assolutamente insufficiente che questi ragazzi ricevono sin dalla più tenera età, ma è prima che si deve intervenire. Al centro dell'aggressione avvenuta giovedì pomeriggio c'è proprio una lite nata tra 2 dodicenni che si contendevano un fidanzatino. Una lite salita di tono con insulti tra le 2 minorenni che sono cresciuti di livello fino a diventare delle vere e proprie minacce. Poi la volontà di un confronto non solo telefonico che è degenerato in una vera e propria faida tra le famiglie, entrambe vicine agli ambienti criminali di Catania. All'appuntamento chiarificatore sotto casa di una delle minorenni, una delle 2 donne fermate ha gettato della benzina addosso alla 26enne che per caso si trovava dai parenti e che forse aveva tentato di smorzare i toni. La giovane ha riportato ustioni sul 20% del corpo, in particolare al volto, al collo, alle braccia e al torace. Nel tentativo di soccorrere la vittima, una familiare si è ustionata ad un braccio. La vittima è ancora ricoverata all'ospedale Cannizzaro in terapia intensiva. Le indagini proseguono per individuare eventuali altri responsabili. Cambiamo decisamente argomento, veniamo a questa estate infinita in Sicilia, siamo quasi a ottobre, le spiagge sono ancora piene, si parla sempre di posticipare la chiusura delle strutture, la destagionalizzazione, ma per gli stabilimenti balneari i costi sarebbero troppo alti. Francesco Aloi. Siamo quasi a ottobre o a giugno? Quasi a ottobre. Però c'è un sole fantastico. Fenomenale. L'estate è finita da qualche giorno, ma soltanto sul calendario. In Sicilia la bella stagione non va mai in vacanza. Lei ha appena fatto il bagno, l'acqua? L'acqua caldissima, rinfrescante, tutto a posto. Ancora sempre possiamo continuare ad andare a mare. Qui siamo a Siracusa, a 2 passi da Ortigia. Io ogni anno, anche a novembre vengo, se il tempo è buono. Dal mare alle vie del centro sembra di essere in estate, al nord in felpa, al sud in pantaloncini e canottiera. Qualcuno vorrebbe che gli stabilimenti balneari allungassero il periodo di apertura, ma i costi sarebbero troppo alti. Una struttura balneare ha dei costi decisamente alti e si mantengono per tutta la settimana, non si limitano solo ai weekend, nei quali a volte il cattivo tempo impedisce all'utenza di godere dei servizi offerti dalle strutture. Da domani ancora alta pressione e temperature che entro metà settimana dovrebbero raggiungere i 30 gradi.
E adesso torniamo a Catania, vi mostriamo le scene di degrado a ridosso dell'aeroporto, un tratto che di notte non è illuminato e che si trasforma in una discarica a cielo aperto. Tante le segnalazioni arrivate alla nostra redazione. Tonino De Mano. Lo avevamo denunciato a giugno ed avevamo girato la segnalazione al sindaco Trantino, ospite studio, mostrando le condizioni di degrado ai margini della SP53, in questo caso di pertinenza della città metropolitana di Catania. Cambiano gli enti, non la sostanza, con la via San Giuseppe l'Arena ridotta ad una pattumiera a cielo aperto. Da queste parti, senza controlli e senza illuminazione, fermarsi e scaricare rifiuti è un gioco da ragazzi, tanto nessuno mai verrà sanzionato. Così, oltre agli immancabili sacchetti della spazzatura, in questo lembo di strada a ridosso dell'aeroporto si trovano scarti edili, pneumatici, poltrone, divani di varie colorazioni ed Eternit che disperde nell'aria le temute fibre d'amianto altamente cancerogene. Sono tanti i messaggi arrivati alla nostra linea di WhatsApp 342 74 55 005, immagini mortificanti per disperate richieste di intervento che ci hanno indotto a tornare per sollecitare un'azione concreta degli organi competenti. Per dovere di cronaca, nei mesi scorsi è stata effettuata una maxi operazione di bonifica, resa vana però dai soliti incivili che in pochi giorni hanno riversato altre tonnellate di rifiuti. I cartelli suonano come una beffa perché le telecamere di fatto non ci sono e il buio è fedele alleato di zozzoni e svuotacantine che arrivano, scaricano e se ne vanno. E la mancanza di illuminazione rappresenta un serio pericolo agli incroci, come denunciano da mesi i nostri telespettatori. Cioè, ditemi voi se qui si capisce che c'è un incrocio. Pazzesco. Intervenire è d'obbligo prima che ci scappi il morto. Sono proseguiti anche ieri sera e nella notte i servizi straordinari di controllo del territorio lungo le strade del centro storico di Palermo, volti a contrastare l'abusivismo commerciale e gli illeciti legati alla malamovida nell'ambito dell'operazione interforze Alto Impatto. I controlli hanno riguardato 11 esercizi commerciali, 7 dei quali con gravi irregolarità che hanno comportato sanzioni per oltre 38.000 euro. Riscontrati Deor ampliati abusivamente, intrattenimento musicale non a norma, mancanza di certificazioni necessarie. E come se non bastasse è stata una notte di roghi in alcuni quartieri di Palermo dove i residenti hanno appiccato il fuoco alla spazzatura che non è stata raccolta. I cassonetti si sono dunque riempiti con immondizia anche fuori dai contenitori. A Ortigia area di smobilitazione nei padiglioni di Expo dopo una settimana ricca di iniziative e degustazioni nell'ambito del G7, oltre 350.000 le presenze con grande soddisfazione degli organizzatori. Il servizio. 200 stand, 600 espositori e oltre 350.000 visitatori. A Siracusa si tracciano i primi bilanci dopo una settimana intensa di manifestazioni e degustazioni nell'ambito del G7 Agricoltura che si è appena concluso. Nei padiglioni dell'Expo oggi c'è area di smobilitazione, ma i turisti continuano a girare tra i vari padiglioni e a gustare i prodotti dell'agricoltura, apprezzando nell'area della Sicilia le eccellenze della nostra terra come i pomodori di Pachino, i formaggi ragusani e i vini dell'Etna. Nello stand della Sicilia in Piazza Duomo, foto e selfie con gli uomini e le donne delle forze dell'ordine che hanno garantito la sicurezza durante lo svolgimento dell'evento. A conclusione del G7, ieri il ministro Lollobrigida si è intrattenuto per alcuni minuti nello stand siciliano, complimentandosi con espositori e imprenditori che hanno mostrato e raccontato l'eccellenza delle produzioni siciliane alle migliaia di visitatori. Abbiamo lavorato in questi giorni per far comprendere che cos'è l'Italia e non lo puoi far comprendere a chiacchiere, dovevamo mettere su questo. Perché girando per le nostre piazze, per le nostre città, vedendo i nostri prodotti... Un dato molto positivo, commentano gli organizzatori, che dimostra come la scelta di Ortigia e Siracusa sia stata vincente. E dopo il TG andrà in onda un focus speciale dedicato ai temi dell'Expo che si è appena concluso e quindi dedicato al futuro dell'agricoltura. Ospiti di Roberta Lunghi, l'assessore regionale Barbagallo e i vertici delle università siciliane. La trasmissione è in onda alle 14.30 dopo il TG, potete seguirlo, lo ricordo, anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. A Capo Peloro, sullo stretto di Messina, il cielo si è animato e colorato con il Festival degli Aquiloni. Francesco Triolo. 2 giorni di vento e divertimento, la 6ª edizione del Festival degli Aquiloni a Messina
nello splendido scenario di Capo Peloro, proprio sotto il pilone, ha coinvolto tutti, bambini ed adulti, per 2 giorni all'insegna dello stare insieme. Tante le famiglie che hanno partecipato tirando i figli degli aquiloni ed unendosi ai circa 50 aquilonisti professionisti arrivati da tutta Italia e quest'anno anche dall'estero, da Malta, nonostante le nuvole, l'una parentesi piovosa. Ieri sera anche l'emozione del volo notturno proprio degli aquilonisti professionisti. Arrivano da Foligno, Trento, Bologna, ma anche dalla Sicilia, da San Vito Lo Capo, Palermo, Catania. Sono arrivati per colorare il cielo dello Stretto. Ancora una volta la partecipazione a questo evento totalmente no profit, organizzato dalla Proloco di Capo Peloro, è stato da grandi numeri, con tante proposte e con la partecipazione ai laboratori di aquiloni dedicati ai più piccoli, un'attenzione in più proprio per i piccolini, un successo che testimonia come questa edizione può veramente diventare il prologo per far per realizzare a Messina un evento più grande che coinvolga tutta la costa e che faccia diventare la città dello Stretto, la città del vento. Palermo anticipa la festa dei nonni di qualche giorno e celebra queste figure fondamentali per le nostre famiglie. Marco Gullà. Ufficialmente la festa dei nonni sarà mercoledì 2 ottobre, ma a Palermo con qualche giorno di anticipo si celebra una figura fondamentale nel mosaico della famiglia. I nonni sono al centro delle attività ludiche svolte questa mattina a Villa Giulia. I nonni sono fondamentali per la crescita dei bambini, sono un punto di riferimento per loro, poi diciamolo tutta, sono poi alla fine quelli che li fanno giocare, che viziano un po' i bambini, sono un punto di riferimento per loro. Noi siamo qui per presentare il nostro progetto, quello di aprire una biblioteca sociale grazie alla donazione, insomma, anche da parte dei nonni, di tutta la comunità. La festa dei nonni a Villa Giulia rappresenta un'occasione preziosa per riconoscere e celebrare il contributo fondamentale degli anziani alla società. I nonni però sottolineano: i nipoti bisogna averli vicini. È fondamentale, sì, ma quando si hanno i nipoti vicini, io non ce li ho, per cui ormai sono grande, via. Quello del nonno comunque è una tessera fondamentale per la famiglia. Sì. Quando sono vicini sì, noi viviamo a distanza, quindi quelle volte che ci vediamo cerchiamo di collaborare. Un'opportunità per tutta la comunità di riunirsi e celebrare il legame speciale tra nonni e nipoti. I nonni sono fondamentali in questo ultimo periodo perché lavorando i ragazzi hanno bisogno sempre di un supporto, specialmente quando sono piccoli, i nonni fanno molto comodo. Ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo subito dopo per raccontarvi la serata alla Villa Bellini, che è stata un concerto tributo a Franco Battiato. In 8.000 ieri sera hanno riempito la Villa Bellini di Catania per il concerto tributo a Franco Battiato. Per noi c'era Eva Spampinato. La Villa Bellini di Catania ieri sera si è trasformata in un centro di gravità permanente, con l'omaggio a Franco Battiato da parte di 5 grandi artisti del panorama nazionale. Permanente ma anche dinamico, no? Niente di più di quello che un musicista possa chiedere, insomma, contaminarsi proprio nella conoscenza di questo maestro e di tutta la bellissima musica, le bellissime canzoni che ha lasciato. Le voci di Arisa, Colapesce Di Martino, Rafael Gualazzi, Chiara Galeazzo hanno interpretato i più grandi successi del maestro siciliano che ha consegnato al mondo un testamento poetico universale. Una musica immortale, esattamente. Un repertorio eterno ormai quello di Battiato, si adatta sempre, non passa mai di moda. È il più internazionale degli artisti siciliani. L'evento era gratuito e il pubblico ha risposto numeroso. Oltre 8.000 persone hanno riempito gli spazi della Villa Bellini in modo ordinato e composto per seguire la serata condotta da Serena Auteri. Ricordo personale sono i pizzoccheri nella cucina di casa sua. Non abbiamo mai parlato di musica, mi ha detto di non chiamarlo maestro
e mi ha fatto una serie di battute che mi hanno fatto molto ridere, devo dire. Era poco maestro e più uomo, ecco. Una cosa che si dice poco di Battiato era la sua grande ironia, e invece era un'ironia molto acuta e tagliente. Un umorismo intelligente, una grande voglia di vivere e di intrattenere sempre. Poi la sua grande musica, vabbè, quella è una cosa incredibile, sia per suggestioni e sia per grande cultura anche religiosa, spirituale, un grande, proprio un grande. Dalla Biennale di Venezia Scicli, per la prima volta in Sicilia, le opere dell'artista che lavora i materiali Giorgio Tentolini nella personale L'ombra della luce. Veronica Barbarino. La luce è simbolo delle influenze che si sono susseguite nella nostra isola, mentre l'ombra rappresenta la storia, la memoria stratificata, i ricordi e le tracce del passato. Un viaggio lungo questa dualità nelle opere di Giorgio Tentolini, nella personale L'ombra della luce, in mostra per la prima volta in Sicilia. Dalla 60ª Biennale di Venezia alla Galleria d'Arte Quam a Scicli, per raccontare e rappresentare attraverso la lavorazione della rete, simbolo di gabbia e interconnessione, i canoni estetici nel passato e nel presente. C'è nulla che più della Sicilia che può rappresentare la fusione di linguaggi, la fusione di culture e come queste si vanno a mescolare assieme. L'intelligenza artificiale l'ho messa in dialogo con la statuaria classica perché i greci, per rappresentare la bellezza, non facevano il ritratto di una sola persona, ma andavano a prendere dettagli di più visi, li andavano a unire assieme e ricreavano quindi la bellezza ideale. La stessa operazione la fa l'intelligenza artificiale. Questi non sono ritratti di persone reali, ma sono la somma di tantissimi visi presi dallo sterminato database del web. Le opere di Tentolini, esposte fino al 26 ottobre, riflettono quindi la mescolanza di culture, generando un'estetica che abbraccia una visione intrecciata capace di unire elementi eterogenei in un'unica visione armoniosa. Ancora una pausa, torniamo dopo con la pagina sportiva perché tra l'altro il Catania andrà in campo questa sera alle 20:45. A tra poco. Siamo al calcio, Catania in campo questa sera alle 20:45 contro la capolista Monopoli al Massimino. Francesco Triolo. Ambizioni da alimentare mettendo in campo quella sostanza che sinora si è vista a sprazzi. Il Catania al secondo impegno consecutivo in casa vuole riscattare la mezza delusione del pari di mercoledì contro il Cerignola. Solo 5 punti raccolti finora dal Catania al Massimino in 3 partite dove manca il gol dallo scorso 2 settembre. Occorre quindi dare una svolta al rendimento tra le mura di casa. Contro una squadra, il Monopoli, che arriva con la difesa meno battuta del girone, da capolista e sulle ali dell'entusiasmo grazie ai 13 punti ottenuti nelle prime 6 giornate. Una squadra che in questo momento i numeri dicono che riesce a capitalizzare quelle occasioni che crea in modo al 100%, è una squadra molto equilibrata e compatta che concede poco. Ma la cosa più importante è quello che riguarda noi, l'atteggiamento che dovrà avere in campo, l'ambizione di voler vincere la partita, il coraggio e l'intensità e il ritmo che devi dare alla partita. Gli etnei devono fare i conti con le assenze di Beders, Gherardi, Sturaro, Di Tacchio, De Rosa e Popovic, ma come sottolineato dal toscano presentando il match, a prescindere dalle assenze tutti devono dare qualcosa in più. I ragazzi, a prescindere dagli errori che in questo momento ci possono stare e su cui devi lavorare ogni giorno, il livello lo stanno mantenendo alto, basta poco per andare oltre e superare quel livello delle altre squadre, ma a prescindere dalle assenze, dalla condizione, io dico devi dare sempre il meglio. Tu oggi sei al 60%, devi dare il meglio del 60%, sei all'80%, devi dare il meglio dell'80%. Poi se lavori di squadra, con lo spirito che c'è in questa squadra, con le qualità che ci sono in questa squadra, puoi sopperire a tutto. Sulla formazione il tecnico dovrebbe far giocare la linea a 3 composta da Castellini, Di Gennaro e Celli, Guglielmotti e Anastasio esterni, Guaini e Verne in mezzo al campo, Luperini a supporto di D'Andrea ed Inglese, ma c'è anche l'ipotesi di un impiego dal primo minuto di Lunetta. Calcio inizia alle 20:45, naturalmente su Telecolor, appuntamento con diretta stadio, live dal Massimino per raccontarvi la gara e il post partita, con le interviste a caldo dei protagonisti.
E nel pomeriggio il Trapani andrà all'assalto della Turris. Franco Camarasano. Granata oggi alle 18:30 al Provinciale per dare un seguito alla manita rifilata mercoledì al Potenza. Adesso che il suo reparto avanzato sembra aver trovato finalmente vivacità e concretezza, il Trapani deve fare però i conti con una Turris il cui muro difensivo, dopo aver balbettato nelle prime partite di campionato, sembra aver trovato quella solidità che le ha consentito di non subire gol nelle ultime 4 partite con la squadra campana in serie utile da 4 turni. Ad una Turris schierata col 3-4-2-1 dal tecnico Mirko Conte, il Trapani opporrà il 4-3-3 scelto da Sasà Aronica nell'ultima partita, che diventa un 4-4-2 in fase di non possesso. Rispetto a Potenza, dove il tecnico Granata ha attuato un po' di turnover, facile attendersi anche oggi delle novità per quanto riguarda gli interpreti. Quasi certo il rientro al centro dell'attacco di Facundo Lescano, ritemperato psicologicamente dalla doppietta realizzata mercoledì, ma anche negli altri reparti non sono da escludere delle variazioni per dare spazio ad altri giocatori che scalpitano in panchina. Vigilia di campionato per il Palermo che domani sfiderà fuori casa il Südtirol. Marco Gullà. Testa al Südtirol e dimenticare Napoli, il Palermo si concentra verso la sfida di domani a Bolzano delle 19:30, una partita che rappresenta un nuovo esame di maturità per la squadra rosanero, strapazzata dal Napoli in Coppa Italia giovedì scorso. Dionisi chiede ai suoi una prova gagliarda, di cuore, di testa. Andare oltre un episodio e... Già nell'ultima partita ci sono stati, ma come è normale che sia, solo che si tende più a soffermarsi sugli episodi negativi e meno su quelli positivi, perché è la natura umana questa, fa parte anche quindi di tutte le squadre e noi dobbiamo andarci sopra. Poi sappiamo che dentro la partita può succedere di tutto, ma non possiamo farci spostare dagli eventi, dobbiamo incidere sugli eventi, ripeto, dando più continuità possibile. E la continuità passa proprio dal match di domani. Rosanero, che non possono permettersi ulteriori passi falsi, tornano tutti i titolari in porta de planche, così come Diakité a destra. Sulla sinistra potrebbe essere confermato Lund, mentre accanto a Nicolau c'è un ballottaggio aperto tra Ceccaroni, Lucioni e Banica. A centrocampo sono sicuri del posto Segre e Gomez, mentre il dubbio riguarda il posto da mezzala a sinistra. Ranocchia va verso la conferma dal primo minuto, nonostante il corposo impiego a Napoli. Saric e Vasic non danno garanzie. In attacco Dionisi deve scegliere tra Henry e Brunori, col francese in vantaggio nel ballottaggio. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio adesso al Focus dedicato all'Expo G7, a tutti una buona domenica.